Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Innanzitutto vi auguriamo buona domenica e come sempre le notizie della carta stampata, del web, da Made in Polesine, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo subito alle notizie. Cominciamo con Made in Polesine. Il vice sindaco di Taglio di Po, Alberto Fioravanti, presenta i lavori fatti all'asilo Nido Girasole, sottolineando come il comune ha ottenuto circa 300.000 euro di bonus in lavori di ammodernamento per gli impianti negli edifici comunali. I lavori concordati con Edison sono legati a criticità importanti in 14 strutture comunali. Sempre su Made in Polesine, il servizio su Rally Show ad Adria, che ha coinvolto 124 concorrenti, 7 equipaggi stranieri e che si è svolta appunto all'autodromo di Adria il 12, il 13 e 14 febbraio, finisce oggi, purtroppo a porte chiuse. Andiamo alla voce di Rovigo, soldi pubblici, lasciando morire Consvipo abbiamo perso 20 milioni per il Polesine. È l'affermazione di Angelo Zanellato, appunto ex presidente Consvipo. Sapevamo che c'era un bando ministeriale, ma la S2 non potrà partecipare. Prima pagina della voce di Rovigo, intervista ad Erika Stefani, 49 anni, nuovo ministro per le disabilità, e alla domanda le dispiace non occuparsi più di autonomia, afferma io non lascio mica il tema perché è un tema veneto, perché tutti in Veneto si sono spesi per l'autonomia. E sempre la domanda se Mario Draghi è sensibile al tema dell'autonomia, afferma spero che il presidente abbia la possibilità di ascoltarmi. Dal Gazzettino, prima pagina nazionale, Zaia finita la vecchia politica. Il governatore, con Draghi, cambia lo schema di gioco, a tutti è chiesta maggiore responsabilità. Per quanto riguarda l'autonomia, con 4 ministri veneti non ci sono più alibi, il percorso deve concludersi. Gazzettino Rovigo, Covid, arriva la variante inglese. La versione ad alta contagiosità del virus è stata registrata in 5 soggetti, tutti maschi, sottoposti a tampone 10 giorni fa. Il ceppo si caratterizza per la facilità di trasmissione tra i giovani. L'ULS afferma non è più grave ma circola di più. In prima pagina la foto di Rovigo in Love, sfida la pandemia, batte il cuore dei podisti, il flash mob degli atleti di Runit in piazza ieri mattina con il sindaco Gaffeo in primo piano. Ritornando alla notizia sul coronavirus e l'emergenza, la variante inglese ha registrato i primi casi in Polesine e le allarme non appartengono ad un unico cluster, quindi significa che il virus modificato sta già circolando. Intanto sono iniziati i lavori di pulizia e allestimento per adeguare il padiglione B del Censer appunto per fare i vaccini. Mondo dello spettacolo, a Rovigo presidio sotto le torri. Proteste in piazza delle maestranze che da un anno sono senza lavoro. I ristori sono stati minimi, serve un tavolo per far ripartire il settore. Tra gli interventi quello di Jacopo Pesiri, uno dei portavoce del movimento Manovalanza dello spettacolo, e di Luca Dagnoi, che chiedono risposte alle istituzioni che non sono riuscite a dare nemmeno a un anno di distanza dall'inizio dell'emergenza. Scenografi, tecnici, costumisti, addetti alla sicurezza, lo stop degli eventi ha messo in crisi un intero reparto. Coronavirus l'emergenza numero 2, assalto al centro ma troppi trascurano distanze e regole. Mascherine abbassate e locali pieni nel primo sabato da zona gialla. Il monito del prefetto, entusiasmo eccessivo dopo mesi di restrizioni. Tanto traffico e gente nei locali con i camerieri in difficoltà per far rispettare le misure anti-Covid. Le forze dell'ordine hanno pattugliato le zone più battute della Movida per monitorare i comportamenti. Intanto, per capire che l'emergenza Covid è ancora occhio bello, alunni positivi, quarantena per 2 classi, colpite elementari e medie. Taglio di Po, doppio lutto, 2 cognati morti nell'arco di poche ore. Prima l'ex tecnico del comune di Popozze Andrea Ortolan, poi il cognato Adriano Boccato. Alla famiglia naturalmente le condoglianze di Made in Polesine. Anche il Gazzettino fa un articolo sul fermo pesca che abbiamo sviluppato ieri. Comunque pesca a strascico, fermo raddoppiato. Le giornate di sosta passeranno quest'anno da 15 a 30 per effetto del decreto del Ministero delle Politiche Agricole. I pescatori lamentano però l'ulteriore taglio alla possibilità di fare reddito in un anno già difficile per il calo dei consumi. Badia Polesine, raid dei ladri in casa di riposo.
Il presidente Zerbinati afferma: nessun problema per i nostri anziani ospiti. La scorsa notte sono stati rubati 3 computer portatili e danneggiati gli infissi. Calcio, finalmente il ritorno del Delta. I biancoazzurri in campo dopo quasi 2 mesi di stop forzato a causa del Covid. Calendario da incubo, sono 9 le partite da recuperare e si comincia con l'Union Feltre. Altra squadra della Serie D, l'Adriese, sfida la capolista per blindare Mattiazzi, che è appunto l'allenatore. Il presidente l'ha già fatto, ora bisogna rispondere nel campo. Quest'oggi alle 14:30 allo stadio polisportivo di Manzano, appunto l'Adriese incontrerà la Manzanese. Rassegna stampa finita, come sempre vi ringraziamo per i vostri fedeli ascolti, come sempre sia su YouTube Leandro Maggi Made in Polesine che su leandromaggi.com Made in Polesine su Radio Diva. Ci potete seguire e se volete potete anche interagire con noi mandandoci qualche messaggio all'interno dei social. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao ciao!